Si è svolto questo pomeriggio in Piazza Indipendenza a Sandona di Piave il flash mob organizzato dall'associazione Se non ora quando Sandona per sensibilizzare le persone e le istituzioni sull'importanza dei centri antiviolenza nell'accogliere e restituire una vita alle donne vittime di abusi e sulla necessità di sostenere e garantire continuità ai centri che operano con professionalità. Questo è un momento di lotta gioiosa perché le donne cambino, perché vogliamo le cose belle della vita. L'Ambilo Rising è una danza liberatoria per le donne per chiedere che il mondo cambi. Una donna su 3 nel circo della sua vita subisce una qualche forma di abuso. Ovviamente questi abusi sono diversi a seconda del luogo dove una vive, può essere dalle mutilazioni genitali allo stupro, alla tratta o allo stalking, al femminicidio. Allora una su tre vuol dire 1 miliardo di donne, quindi questa danza vuol dire che 1 miliardo di donne si devono sollevare. All'evento hanno aderito anche 7 scuole di danza del territorio che hanno ballato sulle note della canzone Break the Chain per affermare una cultura della libertà, di rispetto e di solidarietà per una rivoluzione pacifica contro ogni violenza. Oggi ad esempio ci sarà una cantante alla fine che canterà Il pane e le rose, che è una canzone di protesta in cui le donne le lavoratrici chiedevano il pane ma anche le rose, cioè che la vita non avesse soltanto che da vivere ma anche le cose belle. Lo stesso qui, non chiediamo soltanto che non ci siano più le violenze ma che la vita sia bella per tutti. Others shall not be sweating from birth until life closes. Heart serve as well as body. Give us bread, but give us roses.